Covid-19, torna la paura, altri 30 contagi in Veneto, a Treviso morto l'anziano proveniente dalla casa di riposo di Farra, altri 4 positivi, 2 sono badanti, un operatore positivo alla casa di riposo di Longarone. La notizia del contagio a Jesolo rischia di provocare un effetto valanga sul turismo dell'intera regione, impegnata in queste settimane in una campagna per la promozione del Veneto. Di fronte alla soluzione individuata dal governo sul nuovo corso di autostrade, il governatore Zaia torna a invocare la liberalizzazione della A27, rilancia il Terraglio Est. Esclusa dall'elenco delle opere prioritarie del paese, la nuova Treviso Mare potrebbe rientrare nel piano Italia Veloce, l'anticipazione dell'amministratore delegato di Veneto Strade Vernizzi. Si surriscalda sulla sanità la campagna elettorale a Castelfranco. Il capogruppo del PD Sebastiano Sartoretto sfida l'uscente Marcone e liquida l'ex primo cittadino Maria Gomierato. Cordoglio a Resana per la scomparsa di Raffaello Bottero, medaglia di bronzo al valor militare nel 1941, aveva compiuto 100 anni lo scorso gennaio, domani funerali. Borgo del Prosecco, albergo diffuso, questo è il futuro di Solighetto, frazione di Pieve di Soligo, ma soprattutto luogo d'arte e cultura, un modo per contrastare lo spopolamento. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione trevigiana dei nostri notiziari. Allora, in apertura andiamo subito a vedere il numero dei contagi, la conta ancora dell'epidemia nella nostra regione, in particolare appunto nella Marca trevigiana. Allora, sono 30 nelle ultime 24 ore i casi che sono stati registrati, 2 a Padova, 3 a Treviso, 1 a Vicenza, 2 a Belluno, 1 domiciliato fuori dal Veneto. Sono 1617 gli isolamenti domiciliari e sono 2 i decessi, 1 a Treviso e 1 a Legnago, Verona. Allora, il deceduto trevigiano in ospedale è il 96enne con numerose altre patologie proveniente dalla casa di riposo di Farra di Soligo. I nuovi positivi del report sono di area balcanica, 2 badanti, 1 italiano che è entrato in contatto con altri positivi. I casi citati sopra non hanno alcuna correlazione l'uno con l'altra, a parte le 2 badanti che si alternavano a casa di una coppia di anziani risultata positiva nei giorni scorsi. E tra la serata di ieri e la mattinata di oggi sono stati trasferiti i 42 richiedenti asilo positivi al Covid dalla Croce Rossa di Jesolo ad altre strutture su indicazione della Prefettura di Venezia. Abbiamo sentito il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha cercato di stemperare le polemiche e assicurato che il cluster jesolano è sotto controllo. Se ne vanno in un clima quasi surreale di attesa e controlli serrati, malati asintomatici scortati verso altre strutture extracomunali. Sono gli ultimi 10 nordafricani dei 42 risultati positivi ospiti presso la sede della Croce Rossa al Lido di Jesolo. La gran parte di loro è stata già accompagnata ieri presso sedi idonee nel territorio di Cavarzere. Oggi altri nuovi 10 tamponi sono stati effettuati dal Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 4 ai rimanenti migranti che in un primo momento avevano fatto perdere le loro tracce. Molti di loro sono lavoratori stagionali nella zona del litorale tra Jesolo e Cavallino, quindi immediatamente è scattata la caccia ai contatti e alle frequentazioni per contenere ed evitare ulteriore diffusione del contagio. Noi abbiamo preteso che la Croce Rossa ci fornisse tutti i contratti di lavoro esistenti per queste persone, perché il nostro Dipartimento di Prevenzione dovrà andare a controllare anche tutti i luoghi, dovrà ricostruire e sorvegliare anche tutte le persone con cui hanno avuto dei contatti. Ad avere la responsabilità del controllo sanitario e in termini di sicurezza sarà la Croce Rossa, che da 3 anni nella sede di Via Levantina ospita migranti. Ricordiamo che il focolaio è stato scoperto per un caso fortuito. Un ragazzo ospite, prima di un intervento chirurgico come vuole la prassi sanitaria, si è sottoposto a tampone. Da qui si è scoperchiato il vaso di Pandora dei contagi. 142 persone sottoposte a tampone, 42 migranti e un operatore della Croce Rossa i positivi. Ora l'attenzione cade sugli altri 85 ospiti, negativi al tampone ma sottoposti a isolamento per 14 giorni e a 2 successivi tamponi a cadenza settimanale. Oltre agli operatori della Croce Rossa che controllano questo, per fortuna il signor prefetto e il signor questore hanno messo un presidio fisso che si alternano tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri per controllare che ciò sia rispettato. Tra polemiche politiche e rimpalli di responsabilità, il sindaco getta acqua sul fuoco e rassicura che questo focolaio è stato isolato e la situazione è sotto controllo.
E se Jesolo è la meta più gettonata da parte dei trevigiani, ora c'è grande preoccupazione per quello che è accaduto, nonostante appunto il sindaco Zoggia abbia voluto minimizzare sulla presenza di un cluster jesolano. Abbiamo sentito l'assessore regionale al turismo, Federico Caner. Una notizia, quella dei contagi tra i migranti alla Croce Rossa di Jesolo, che si abbatte come un fulmine sulle aspettative di rilancio dell'economia turistica del Veneto, proprio in un momento nel quale si cominciavano a rivedere le prenotazioni. Una batosta per il turismo che da Jesolo potrebbe estendersi anche al resto della regione. Anche perché noi stiamo facendo una promozione sia regionale, nazionale, ma soprattutto anche internazionale di area free, di zona di safe area, cioè di un'area sicura, e ovviamente far passare un concetto come questo, cioè il fatto di avere delle persone, in questo caso immigrati, ma concentrati in una località con il virus, ovviamente ci fanno una promozione, una pubblicità negativa, e noi siamo già impegnati a spiegare ai turisti tedeschi e austriaci in particolare che possono venire da noi in sicurezza. Di qui l'invito dell'assessore al turismo anche a tutti i cittadini nell'aiutare attraverso il rispetto rigoroso delle regole anticontagio la promozione dell'immagine del Veneto. Sicuramente fare attenzione anche nella gestione nostra, anche nei rapporti interpersonali per la questione del Covid, però cerchiamo di non lanciare messaggi allarmistici, perché altrimenti noi ci troviamo ad oggi con metà strutture chiuse e metà di quelle aperte con un indice di occupazione del 15%, quindi noi non possiamo permetterci altre disdette da parte dei turisti, ma invece dobbiamo lavorare con una promozione come quella che stiamo facendo forte per dire che la nostra area è un'area sicura. Infatti il virus in Veneto era stato sconfitto, quei pochi casi che abbiamo sono di importazione, se così vogliamo dire. L'autostrade Atlantia piano piano andrà fuori appunto da Autostrade per l'Italia, con la decisione presa dal governo che di fatto così ha evitato la revoca. Il presidente Luca Zaia oggi è tornato sul tema invocando nuovamente la liberalizzazione della A27. Da cittadino dico, fino ad ora per 4 o 5 anni ci avete detto che se le autostrade tornavano in mano al pubblico non si pagavano più. Adesso immagino che toglieremo le sbarre ai caselli, tutti utilizzeranno gratis le autostrade. Vediamo se le bugie hanno le gambe corte oppure se non sono bugie. Aveva iniziato a parlare di liberalizzare una parte dell'A27 con il progetto del Terraglio Est, risorto dalle sue ceneri più e più volte, ora ripreso in mano dalla Regione Veneto. Ora che l'interlocutore è diventato un soggetto pubblico, l'ipotesi diventa ancora più credibile. Togliere i caselli, liberalizzare per evitare l'apertura di altri cantieri. Ma non solo, anche secondo il Presidente, per mantenere fede a quel mantra sbandierato per anni quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. I grillini che festeggiano perché le autostrade sono diventate pubbliche, io dico bene, siccome oltre a farla diventare pubblica hanno sempre detto che le autostrade non si devono pagare, vi ricordo che per la nostra pedemontana dicono che è assolutamente uno scempio che le autostrade devono essere gratis. Bene, adesso il governo ha società autostrade di proprietà, adesso immagino che liberalizzerà non solo la 27 ma tutte. Conti alla mano, l'operazione costerebbe 3 milioni di euro l'anno, questo il conteggio fatto dalla società Autostrade quando le era stato chiesto un parere sulla liberalizzazione del tratto trevigiano. Una partita che Zaia non ha mai nascosto di voler giocare con il privato. Era il 2 febbraio 2020 quando ai nostri microfoni il Presidente dichiarava: magari se vuoi fare un atto distensivo è assolutamente tutto Veneto e trevigiano sarebbe bene, la mia porta è sempre aperta, potremmo già fare un bell'accordo e pensare alla 27 libera magari. Restiamo in tema, parliamo di viabilità esclusa dall'elenco delle opere prioritarie del Paese. La nuova Treviso Mare potrebbe rientrare nel piano Italia Veloce. L'anticipazione c'è stata data dall'amministratore delegato di Veneto Strade, Vernizzi. Si sperava che ci fossero più opere in Veneto, ma vedo che anche ieri il Presidente Zaia ha ricitato la cosiddetta Meolo-Jesolo, quindi l'autostrada del mare, e quindi probabilmente nel passaggio parlamentare l'elenco di queste 131 opere verrà, dico probabilmente, verrà implementato.
L'elenco delle opere contenute nel piano Italia Veloce potrebbe allungarsi quindi alla Treviso Mare, grande assente fra le infrastrutture a nord-est. È questa l'anticipazione dell'amministratore delegato di Veneto Strade Silvano Vernizzi, già commissario della Pedemontana Veneta e del Passante di Mestre. Di fatto introdurre la Treviso Mare all'interno della lista delle 130 opere prioritarie d'Italia significa accelerare i cantieri. Il decreto semplificazioni prevede appunto che venga nominato un commissario per ognuna delle 131 opere strategiche che ci sono nel decreto, che sono allegate al decreto stesso. Oggi è l'unico modo per riuscire in qualche maniera a accelerare la realizzazione delle opere e a farle diventare in tempi abbastanza ridotti dei cantieri. Tra gli interventi che già si trovano in Italia Veloce c'è un altro punto critico della viabilità regionale, la Romea, maglia nera per incidenti stradali. Prevista in questo caso una manutenzione straordinaria del tracciato. Pensiamo perché c'è anche, oltre degli allargamenti in alcuni punti, c'è l'eliminazione degli inserimenti a raso, quindi con inserimenti delivellati o con portatori e con altre soluzioni. Giornata di confronto oggi per i delegati della CISL Belluno e Treviso, la prima volta dopo tanto tempo in presenza. Il tema ovviamente è fare un ragionamento sul futuro occupazionale ed economico nella Marca. Se esiste un fronte sanitario per la lotta al contagio, ne esiste un altro per le devastazioni economiche e sociali che questo virus ha portato ovunque. È partita da questa considerazione la giornata di confronto tra i delegati del Consiglio Generale della CISL di Belluno e Treviso. Una sessantina i presenti, distanziati e con tutte le prescrizioni anticontagio, per il primo esempio di assemblea sindacale non virtuale. Esperimento riuscito? Beh, direi che con orgoglio siamo tra i primi che fanno Consiglio Generale di presenza, ma siccome io rivendico il diritto delle relazioni sindacali, bisogna partire da rimettere insieme le relazioni delle persone. E in questo contesto il dibattito è ruotato tutto sulla ripartenza, decisamente assente in certi comparti. La ripartire oggi è dall'aver compreso di essere tutti uguali e pertanto di remare tutti nella stessa barca. E non a caso tra i relatori importante l'esperienza del commissario straordinario della CC di Mella, azienda leader nelle costruzioni di compressori per frigo, ora in ripresa dopo un serio rischio di fallimento. Un'inversione di tendenza possibile grazie alla presenza dei lavoratori sul tavolo delle decisioni aziendali. Queste sono operazioni che non fa né un manager né un altro, lo fanno solo tutti insieme oralmente, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze sindacali, il management, il territorio. Cioè basta io, solo noi. Dirigenza condivisa e diffusa quindi, un concetto che politicamente però ci porta indietro nel tempo. Ma non è un tema da comunismo da Prima Repubblica? Beh, per quanto mi riguarda questo è un tema legato alla comunità e a come la comunità può stare insieme portando tutti il proprio contributo importante e lo abbiamo visto soprattutto in questi territori dove è partita anche in qualche modo la CISL dalle Leghe Bianche, dove la cooperazione aveva un senso di partecipazione sicuramente alla produzione degli utili ma anche nella suddivisione delle responsabilità. Allora, sono ben 246 le scadenze fiscali del mese di luglio tra versamenti, comunicazioni, istanze di bonus legate al Covid, un vero record definito come un'enorme delusione per Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Impresa Marca Trevigiana, perché era stata formalizzata la richiesta di far slittare dal 20 luglio al 30 settembre il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed è stata rigettata dal MEF. Sole 48 ore dal 20 luglio l'argomentazione portata, riferisce Sartor, è che i numeri di quei versamenti sono necessari per programmare il DEF, quando lo scorso anno la proroga delle date è stata concessa dal governo per sanare i ritardi da parte dell'amministrazione finanziaria nel fornire i dati per gli ISA. Una situazione dunque definita surreale da Confartigianato, che non aiuta certo il tessuto economico delle piccole e medie imprese del territorio. Allora, domani ci sarà l'udienza del processo a Marinica, il 27enne alla guida dell'auto che ha speronato la fiesta in quella tragica notte del 13 luglio in cui hanno perso la vita 4 ragazzi. L'hanno definita la tragedia di Musile di Piave. Ieri abbiamo ascoltato la mamma di Riccardo Laugeni, una delle vittime.
Dopo 2 mesi ho guardato negli occhi mio figlio quando vado in cimitero, quando lo saluto, e lui è come che mi avesse detto: ma scusa mamma, vieni qua a piangere? Quel giorno Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, ha alzato lo sguardo e cercato di guardare oltre il dolore. Ha capito che doveva sopravvivere a quella tristezza per la perdita di un figlio, doveva farlo perché la sua morte non fosse avvenuta invano. Uno sguardo che ha cambiato così la direzione e trasformato il dolore in energia. Da qui la nascita dell'associazione Alba o la cerimonia organizzata a San Donà di Piave in occasione dell'anniversario della morte dei 4 amici. Oggi per esempio ho ricevuto una chiamata di una mamma, dove mi ha detto che aveva avuto un incidente e mi ha detto: siccome so che tu hai l'associazione Alba, guarda, in quella strada manca quel guardarai. Io mi sono sentita utile, ho detto: ecco, questa è quello che io volevo trasmettere. Una carezza al cuore che amici e giovani hanno dato alle famiglie dei ragazzi che domani affronteranno un altro difficile momento, una nuova udienza in aula bunker a Venezia. Parola alle difese, alla parte civile, forse sarà già tempo di sentenza. Il PM ha chiesto per Alain Marinica, alla guida dell'auto che ha speronato la fiesta dei ragazzi, 12 anni, scesi ad 8 per il rito abbreviato. Io sono sicura che una mano nel cuore tutti quanti se la metteranno. Romina Ceccato ha ringraziato pubblicamente Erika Fischer e Riccardo Freda, i 2 trevigiani che hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto l'auto di Marinica procedere a zigzag e poi sono arrivati sul luogo dell'incidente, testimoniando così con la loro presenza che questi 4 ragazzi non hanno mai avuto colpe. E al giorno d'oggi si giudica sempre, ecco, era ubriaco, ecco, hanno bevuto, ecco, e invece non è niente vero. Ci sono dei ragazzi bravi come i nostri che venivano a casa tranquillamente e per lo più avvisando anche i genitori, perché per esempio Leonardo aveva detto alla sua mamma: sto arrivando perché domani mattina devo andare a lavorare. Ci fermiamo ancora, un po' di pubblicità e poi le notizie. Torniamo lungo la 27, oggi intorno alle 11.30 c'è stato un tamponamento tra 2 tir, uno di Poste Italiane, uno della ditta Dorelan. L'autotrasportatore a bordo è stato soccorso da 2 squadre dei Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere della cabina per poi affidarlo alle cure dei medici e infermieri del 118. Intendo l'autotrasportatore al bordo del tir di Poste Italiane. Il 60enne è stato portato appunto al Cafoncello, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Poco prima si era verificato un altro incidente su cui la Polstrada stava facendo i rilievi, da qui probabilmente la causa del tamponamento, perché si erano già create lunghe code. Ed ora invece andiamo in centro storico perché è stata promossa all'interno del progetto Urbecom Treviso un'indagine destinata agli operatori economici del centro, un questionario per identificare gli obiettivi e pianificare il rilancio e le strategie di sviluppo del cuore dinamico ed economico della città dopo l'emergenza Covid. Per questo motivo sono stati inviati a tutti gli operatori sono stati invitati a compilare un breve questionario entro il 9 di agosto. Tutti gli operatori dovranno entrare nel sito del Comune di Treviso e di Urbecom Treviso per poterlo compilare. C'è tempo appunto fino al 9 di agosto. L'aggregazione delle informazioni consentirà una programmazione delle attività di progetto orientate a rendere operatori e dunque la città più forti ed efficaci nelle loro azioni. Ed ora andiamo sulle colline patrimonio UNESCO per un'iniziativa del tutto singolare per dare un futuro ai borghi sempre più vuoti e deserti. Sentiamo. Borgo del Prosecco e albergo diffuso. Questo è il futuro di Solighetto, frazione di Pieve, ma soprattutto luogo d'arte, cultura e buona tavola, ma purtroppo anche in costante callo di residenti. Un problema che lo accomuna ad altri luoghi storici e non della Marca del Veneto, dove la popolazione, sempre più anziana, non viene sostituita da nuove famiglie, se non da qualche sporadico esempio di immigrazione dall'estero. Ecco allora dalla Fondazione Fabri l'idea di convertire le abitazioni di Solighetto in residenze temporanee per turisti. La fortuna di Solighetto è che c'è la sede della Fondazione, che da sola può costituire il primo nucleo, che è il nucleo della reception, dei servizi comuni e di quant'altro. I privati potranno liberamente scegliere di
aggregarsi o non aggregarsi, di far parte di questa organizzazione. Le abitazioni saranno adeguate allo standard di accoglienza pur mantenendo la loro storicità. Chi è che poi mette i soldi per tutta sta roba? Allora, iniziamo Fondazione Fabbri e Comune di Pieve di Soligo. Di quanti soldi stiamo parlando? Stiamo parlando di circa $500.000 di euro. Il modello è quello già attivo a Faller, nel Feltrino, borgo conosciuto per il Pont Prussiano. Primo in area UNESCO, primo in provincia di Treviso e uno dei pochi in Regione Veneto. Ma non tutti pare siano d'accordo con l'intervento di recupero, che non potrebbe essere applicato in comuni con più di 5.000 abitanti. Signor Sindaco, ma intanto com'è riuscito a ottenere la deroga? Guardi, noi abbiamo focalizzato l'attenzione su una frazione, quindi abbiamo immaginato Solighetto come se fosse un piccolo borgo e i requisiti li aveva tutti e rispondeva alle caratteristiche per poter richiedere la deroga. Ma cosa dire agli albergatori che dicono sono posti letto che ci portano via in questo momento di difficoltà? Non credo, anche perché noi qua, soprattutto nella zona dell'UNESCO, puntiamo ad avere un turismo lento, un turismo che vive il territorio e che quindi deve stare sul territorio. Non avrebbe senso spostare i turisti in giro per le altre zone della provincia, quindi cerchiamo appunto di avere questi turisti che rimangono qui, vivono il territorio e se ne innamorano. Andiamo a Castelfranco, si sta surriscaldando la campagna elettorale, abbiamo sentito il capogruppo del PD in comune, Sebastiano Sartoretto, che ha sfidato apertamente l'uscente Marcon. Sentite. Non credo sia la mia avversaria Maria Gomerato, che ha fatto il sindaco per 10 anni fa e si propone di tornare al governo della città. Credo che il mio avversario in questa campagna elettorale sia la Lega e Marcon. Lancia il guanto della sfida il sindaco uscente Stefano Marcon, l'attuale capogruppo del PD Sebastiano Sartoretto, e nel farlo liquida malamente la discesa in campo di Maria Gomierato, già sindaco nei primi anni 2000 della città del Giorgione. Sartoretto è sostenuto da 3 liste, nessuna però con il simbolo del Partito Democratico, mancanza che ha fatto dire allo sfidante Marcon che Sartoretto si nasconde dietro alle civiche per mero calcolo. Il sindaco Marcon, più che preoccuparsi dell'uso o non uso del simbolo del Partito Democratico, dovrebbe preoccuparsi del fatto che probabilmente lui sì deve invece usare spesso il nome del governatore Zaia per cercare di darsi un credito. Per Sartoretto la campagna elettorale inizia all'insegna del decoro urbano, la città è sporca, dice, e dei temi sanitari. Una per tutte l'ospedale, dove la tanto sbandierata filiera leghista, comune, provincia, regione, ha funzionato a Castelfranco in maniera inversa, perché abbiamo avuto un sindaco e un'amministrazione che sono stati yes men rispetto ai programmi della Lega, che ha previsto di smantellare l'ospedale di Castelfranco. Il pericolo è la fuga dei pazienti in altre ULSS vicine. Non deve essere smantellata completamente la parte generalista dell'ospedale, perché l'effetto dello smantellamento della parte generalista non è il potenziamento di Montebelluna, dell'ospedale di Montebelluna o dell'ospedale di Treviso, è viceversa una fuga di pazienti verso gli ospedali di Bassano, Cittadella e Campo San Piero. Cordoglio a Resana per la scomparsa di Raffaello Bottero, aveva compiuto 100 anni lo scorso gennaio. Sentiamo. Si è spento nella sua casa di Resana Raffaello Bottero, nato il 10 gennaio 1920, penultimo di 18 fratelli, era uno degli uomini più anziani della provincia. La famiglia e la figura storica del bersagliere molto nota in paese. Lo scorso gennaio, la grande festa organizzata per i 100 anni di nonno Raffaello, c'erano davvero tutti, parenti, amici, conoscenti, riuniti per augurargli buon compleanno. Medaglia di bronzo al valor militare nel 1941, una lunga vita dedicata al lavoro e alla famiglia, il duro lavoro in campagna ed il dramma della guerra. Tanti ricordi di una mente lucida fino all'ultimo ed una risposta significativa di chi si è trovato a vivere uno dei periodi più bui della storia recente del nostro paese. Se dovesse tornare in Rio, rifarebbe tutto da capo? Perché? No. Perché? Perché? Perché dobbiamo provare prima per sapere. Raffaello Bottero lascia i figli Natalina, Lorenzo, Esterina, Aldina e Claudia, nipoti e pronipoti. I funerali verranno celebrati domani, sabato 18 luglio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Resana.
Guardate, queste immagini arrivano dai Vigili del Fuoco, siamo a San Pietro di Feletto dove una civetta è stata salvata, ecco qui guardate con l'autogru i Vigili del Fuoco hanno salvato la civetta che appunto era rimasta incastrata qui nel cornicione del municipio di San Pietro in Feletto, e questo è proprio il momento della liberazione dell'animale che è potuto tornare a volare libero. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per questo weekend. Continua il conflitto tra l'azione di un anticiclone che pur ci protegge ma non è intenso e un flusso di aria instabile che addirittura ha origine sulla penisola scandinava con un minimo, con una depressione. Spesso, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, la vince, proprio per la debolezza dell'anticiclone, la vince il flusso di aria instabile, quindi precipitazioni temporalesche molto frequenti sui rilievi, meno frequenti ma comunque presenti sulle pedemontane e ancora più isolate in pianura. È una situazione questa che andrà avanti, questo anticiclone che rimarrà piuttosto debole. Comunque non è, la situazione generale ancora sarà legata all'estate, quindi giornate assolate e qualche irruzione diciamo di instabilità. Più in dettaglio domani sabato inizialmente un po' di copertura di nuvolosità stratificata, poi cielo in prevalenza sereno, come sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata di domenica e per i primi giorni della prossima settimana. Poi si riaffacciano di nuovo impulsi di aria instabile, quindi potrebbero dare degli annuvolamenti e ancora delle precipitazioni che saranno più evidenti, ma questo sarà da confermare a fine della prossima settimana. Con questa situazione i venti sono deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali e questo mantiene la temperatura però a livelli più umani, più piacevoli. Infatti i valori massimi difficilmente, almeno nei prossimi giorni, supereranno i 30 gradi, 28, 27, 28, 29 gradi, forse domani è un po' più alta, e le minime tra i 16 e i 18 gradi. Per quanto riguarda l'alta Adriatica è previsto poco mosso, localmente mosso. È tutto. Ora le notizie che arrivano dal Bellunese. In apertura coronavirus, positivo un operatore in servizio alla casa di riposo di Longarone, è scattata oggi la massima allerta nella struttura il cui accesso è stato sospeso fino a quando non sarà definita la situazione epidemiologica complessiva. L'operatore ha informato il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, è isolato a domicilio, presenta una sintomatologia moderata. Tutti gli ospiti, colleghi di lavoro e contatti stretti in ambito extralavorativo saranno sottoposti a tampone entro domani. Frattanto lo screening disposto sui 10 contatti stretti del turista padovano che ha trascorso lo scorso weekend in provincia di Belluno e che ora si trova ricoverato a Padova con sintomatologia Covid ha fatto emergere una nuova positività. Il laboratorio del Dipartimento di Prevenzione è ora impegnato nell'indagine epidemiologica. Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto. Le fiamme gialle della tendenza di Agordo hanno segnalato all'autorità giudiziaria un cittadino di nazionalità straniera che ha percepito un importo complessivo di 4.200 euro in assenza dei requisiti previsti dalla normativa. Secondo le indagini l'uomo aveva indicato nella dichiarazione sostitutiva unica relativa al suo nucleo familiare una situazione difforme dalla realtà, dichiarando di possedere i requisiti di cittadinanza di cui non è stato trovato riscontro negli accertamenti svolti dai finanzieri. Oltre alla magistratura, la segnalazione è stata presentata anche agli uffici di competenza dell'INPS. Ed oggi in Regione c'è stato un nuovo vertice sullo stato di avanzamento aziendale della crisi dell'Ideal Standard di Trichiana. A convocare l'unità di crisi è stata l'assessore Donazzana, al tavolo in presenza in videoconferenza la rappresentanza aziendale, le parti sindacali e la Regione del Veneto. L'incontro ha fatto il punto sullo stato di salute dell'azienda in termini di volume di produzione, le iniziative che Ideal Standard intende mettere in campo per adeguare le competenze dei lavoratori e i necessari investimenti per garantire la competitività su scala internazionale del sito produttivo. Al momento la crisi sanitaria ed economica connessa all'emergenza Covid-19 non consente all'azienda di avere una visione di medio e lungo periodo, ma solo una prospettiva a breve termine. Il tavolo dunque è stato aggiornato a metà settembre. Ed ora andiamo a Feltre, raccolta differenziata dei rifiuti. Feltre vara un sistema coordinato e uniforme su tutto il territorio comunale. Nelle vecchie isole ecologiche arriveranno i cassonetti automatizzati.
Miglioramento dei dati sulla qualità e sulla quantità del rifiuto differenziato raccolto, vanto del Comune di Feltre che primeggia nelle classifiche regionali e nazionali. Sono gli obiettivi della rivoluzione annunciata a partire dal prossimo 1° settembre dall'assessore all'ambiente Adis Zatta. Sarà un vero e proprio piano strategico sulla gestione dei rifiuti basato sui dati in possesso dell'amministrazione comunale. L'obiettivo? Uniformare su tutto il territorio comunale le isole ecologiche, come vedete alle mie spalle, quindi con tutte le frazioni merceologiche, secco con calotta volumetrica, imballaggi in plastica e carta già prima ad apertura con badge. Oggi si aggiunge l'umido ad apertura con badge, concessa solo a chi non fa il compostaggio domestico a casa, e vetro oggi ad apertura libera, perché vorremmo capire strategie provinciali in futuro, ma anche per ottimizzare i costi, privo di centralino, ma sempre con il classico filtro a spicchi per conferire solo il vetro, quindi no ceramica e quant'altro. Le nuove isole ecologiche saranno dislocate in tutto il territorio comunale, le calotte per il rifiuto organico si apriranno con la tessera magnetica già in uso all'utenza, mentre quelle per il conferimento esclusivo del vetro potranno essere aperte senza chiavetta o tessera. Anche nelle frazioni dove prima trovavamo il porta a porta, quindi Giro 1, le frazioni di Tomo, Villaga, Canal e Sanzan, e il Giro 2, Lamen, Pren, Vignui, Lasen e Arson, dal 1° settembre anche per quelli cesserà il porta a porta e ci saranno le isole ecologiche complete con cassonetti di nuova generazione. Le tessere magnetiche sono già in recapito postale in questi giorni e i titolari delle utenze potranno chiederne copia gratuita per i genitori a pagamento per i figli. Secondo le norme anti-Covid, per il ritiro dei badge sarà necessario chiedere appuntamento all'ufficio preposto. La consistenza del settore del gelato artigianale fotografato da uno studio, il primo che l'ente Fiera Longarone ha commissionato alla CGA di Mestre. Il Veneto è la 5ª regione italiana per numero di sedi d'impresa con un fatturato che sfiora i 130 milioni di euro. 1320 sedi di impresa con una densità distribuita equamente lungo l'asse Veneto-Friulano che da Venezia sale a Treviso e Belluno e si spinge fino a Pordenone. 130 milioni di fatturato, 6.500 addetti. Sono i numeri estrapolati dallo studio richiesto dalla MIG di Longarone agli esperti della CGA di Mestre che hanno analizzato la consistenza del settore del gelato artigianale a livello nazionale. Sotto la lente i dati forniti dalle Camere di Commercio e la banca dati degli studi di settore, vero e proprio cuore della ricerca, che evidenzia nell'arco di un decennio un aumento dei punti vendita complessivi e un rallentamento delle sedi di impresa, 3 su 10 delle quali sono al femminile con una incidenza superiore alla media nazionale, sia pur in calo. È stato fatto un lavoro a livello macro ma anche micro, cioè analizzando dal punto di vista della singola unità se tutto stava in piedi e siccome alla fine sia dalla parte della spesa delle famiglie, della produzione industriale, l'unità locale, tutto torna, abbiamo pensato di avere colto anche di fatto il dibattito che poi ne è seguito va in questa direzione. I dati analizzati sono importanti per le strategie future del comparto che usa esclusivamente prodotti non importati e del sistema fieristico che sta pagando le conseguenze dell'emergenza Covid. Il settore fieristico è ahimè uno dei settori più toccati negativamente dal Covid, forse anche più del settore turistico. Noi abbiamo la fortuna come Fiera di Longarone che siamo una fiera piccola di settore, una fiera di montagna, dove fra l'altro nel settore del gelato sicuramente ci sono degli aspetti diciamo internazionali molto importanti perché arrivano rappresentanti, imprese da tutto il mondo. All'ente Fiera c'è comunque ottimismo, l'importante studio è stato sviluppato in un Veneto che vanta una fortissima tradizione del gelato artigianale, nata nelle terre delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità e diffusa nel mondo grazie all'intraprendenza di imprenditori che dal Cadore e dallo Zoldano hanno esportato la loro arte. È da anni che stavamo aspettando di trovare il modo per comunicare questi dati su questo settore perché c'è moltissima confusione e quindi ora finalmente abbiamo dei dati certi, soprattutto anche da presentare ad un mondo come quello questo settore del gelato artigianale che è sicuramente tra i più importanti e significativi anche del territorio della nostra regione Veneto. Io vi ricordo che domenica a TG Treviso andrà in onda alle 20:30 perché a partire dalle 19 manderemo in onda le celebrazioni per la festa del Redentore. Il telegiornale intanto termina qui, vi lascio alle previsioni del tempo e poi non perdete l'ultimo appuntamento con l'edizione straordinaria. Arrivederci. Bentrovati al Meteo.
Pressione in aumento, sarà un weekend con tempo in prevalenza stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 18 luglio. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, avremo infatti un ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Isolati piovaschi sui monti, per il resto sarà del tutto stabile. Temperature gradevoli, minime fino a 19 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole anche qui un po' dappertutto, salvo per locali annuvolamenti sulle zone alpine, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo occasionali temporali sui settori di confine, andrà meglio invece altrove con più sole. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.